Da Moravia a Quasimodo fino al Libro Testamento di Piero Angela e ancora Oriana Fallaci. La partenza con gli iscritti di italiano della maturità 2023 è andata piuttosto bene, a sentire gli studenti, che però non negano di essere stati colti di sorpresa, poiché speravano in autori più classici e in qualche modo pronosticati come D'Annunzio, Calvino o Svevo. Io mi aspettavo D'Annunzio o Svevo o Calvino. Proprio come tipologia o Svevo o Pirandello o D'Annunzio, quindi Quasimodo e Moravia mi hanno stupito totalmente. Mi sarei aspettato D'Annunzio, Ungaretti, basta. Molto apprezzata la tipologia C, un commento sull'elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp, un argomento decisamente vicino ai giovani e alla loro frenesia, all'incapacità di saper aspettare in una sorta di corsa continua scandita dal tempo del digitale. È la C2, quella su WhatsApp. Che parla di attualità, di cosa ne pensiamo dell'attesa di un messaggio su WhatsApp. Parlare tipo del tempo, su come i giovani d'oggi si annoiano facilmente. Ma al giorno d'oggi non siamo più abituati ad attendere perché abbiamo tutto subito a portata di mano. Io ho preferito fare la C, che era sullo stesso tema dell'attesa. Riscontri inferiori per le altre due tipologie, la A e la B, rispettivamente tema letterario e produzione di un testo argomentativo, mentre a qualcuno è piaciuta la traccia sulla lettera che il mondo accademico ha inviato all'ex ministro Bianchi. La lettera di Patrizio Bianchi, perché era l'unica, che intanto mi è piaciuta, e poi Quasimodo e Moravia durante il corso di quest'anno non l'abbiamo fatti col professore, quindi siamo stati pure obbligati a scegliere. Io mi sento un po' più libero, che già una prova è andata e soprattutto già è un passo in meno verso la fine, diciamo. Archiviata la prima prova, già si pensa al secondo giorno, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio: latino al liceo classico, matematica allo scientifico, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, progettazione per le scuole tecniche ed una traccia sui servizi per gli studenti dei professionali. Caronte Tourist potrà utilizzare 6 navi sulle tratte con le isole minori. Il GIP di Messina Maria Militello ha infatti accolto la richiesta avanzata dai legali della compagnia di navigazione ed ha concesso la facoltà d'uso dei mezzi, nonostante il sequestro per equivalente seguito nei giorni scorsi alla Guardia di Finanza nell'ambito del sequestro da 29 milioni di euro scattato ai primi di giugno. Sulla vicenda era intervenuta anche la Regione tramite l'assessorato alle infrastrutture, che aveva scritto al giudice per le indagini preliminari, alla procura messinese, all'amministratore giudiziario e dai prefetti di Agrigento, Messina, Palermo e Trapani, esponendo la preoccupazione per lo svolgimento del servizio e sollecitando una soluzione in tal senso. Si sblocca così la situazione dopo un'altra giornata di disagi nei collegamenti marittimi da e per le isole Eolie, con la soppressione di diverse corse di traghetti indispensabili per rifornire le isole. Lei si sta informando se parte o non parte una nave? Trasporti sì, perché noi abbiamo i camion che vanno a Napoli e quindi ci interessa sapere come siamo combinati per vedere se le prenotazioni ce le rispettano o meno. Abbiamo moltissimi disagi perché ci sono pochissime navi e non riusciamo a lavorare. Io da stamattina alle 5 che sono qui, per partire adesso e tornare stanotte a mezzanotte perché non ci sono navi. Lei è appena arrivato dalle isole, com'è la situazione per quanto riguarda le navi, gli approvvigionamenti? Secondo me critica e molto imbarazzante. Non è un servizio che può continuare. Noi trasportiamo beni di prima necessità. Non è fattibile come cosa. Ora deve rientrare nelle isole? E venerdì, con la speranza che non tolgano qualche altra nave. Abbiamo grosse difficoltà a imbarcare anche per le isole Eolie, non c'è posti, c'è sempre carenza. Quindi le porto un esempio, noi domani imbarcheremo per Vulcano, domani è giovedì sera e forse ritorneremo sabato, forse. Ieri, ad esempio, Panarea, Stromboli, Alicudi, Filicudi e la frazione di Giostra non sono state raggiunte da alcuna nave. Oggi invece sono state 3, quelle programmate, una alle 6:30 del mattino, una straordinaria alle 13:30 ed una notturna. È già sbarcato a Palermo con grande anticipo Vasco Rossi, è giunto in aereo all'aeroporto Falcone Borsellino addirittura ieri pomeriggio, 2 giorni prima del soundcheck e in anticipo di 3 giorni sul primo concerto. In pochi sapevano del suo arrivo, così come si tenta di tenere nascosto il suo alloggio, ma i fan hanno subito scoperto che si trova a Villa Igea, dove però è inavvicinabile. Nel frattempo, terza notte in tenda per i fan irriducibili, che sono arrivati già nel fine settimana e hanno realizzato una vera e propria tendopoli di fianco allo stadio.
Siamo gli irriducibili, siamo quelli delle tende, quelli che combattiamo per avere qualcosa, perché rispettiamo gli ideali di Vasco, perché siamo attratti da lui come una calamita, dagli stessi ideali che ci hanno insegnato i nostri genitori, e cioè quelli dell'onestà. Non siamo quelli del tutto maledetto e subito, combattiamo per poter stare in modo onesto e correre sotto le transenne e stare sotto al suo cuore. Siamo una popolazione che si riunisce ogni anno per lui e facciamo dei sacrifici per stare qui da lui. Tante persone magari ci condannano, mandate a lavorare, però magari noi facciamo dei sacrifici, facciamo il nostro lavoro e poi le nostre vacanze sono per Vasco. E tutte, noi già siamo con sacrificio da maggio, 10 giorni prima alle tende a Rimini, e poi Bologna, e poi a scendere, e poi siamo arrivati in questa meravigliosa terra, Palermo, la cosiddetta Conca d'Oro. Fra gli accampati anche una mamma con la figlia. La fan più sfegatata è la madre, che ha coinvolto la figlia fin dai suoi 16 anni, ma fino ad oggi non sono mai riuscite, o almeno non erano, a vedere un concerto insieme. Quest'anno che siamo insieme a Palermo dobbiamo vederlo insieme, accanto, piangere, ridere, cantare e gridare insieme. Tanti fan che arrivano da oltre lo stretto, ma tanti anche quelli che arrivano dal resto della Sicilia. Io vengo da Enna, sono originario di Enna, ma adesso vengo dall'ultima tappa che è stata quella romana. Abbiamo fatto tutte le date del tour, siamo partiti dal soundcheck da Rimini, abbiamo fatto le 2 date di Rimini, le 4 di Bologna, le 2 romane e adesso mi toccano le 2 in casa. Dalle 19 scattano i divieti in vista delle prove generali, divieti che resteranno in vigore fino alle 4 del mattino di sabato prossimo. 2 i concerti, giovedì e venerdì, complessivamente 75.000 spettatori. E per Vasco Rossi anche la sanità si ferma. Sospesi e rinviati gli interventi chirurgici previsti al presidio ospedaliero traumatologico CTO dell'azienda Villa Sofia, che si trova dentro l'area interdetta al traffico. Sarebbe impossibile per pazienti e familiari arrivare e defluire, quindi chi si deve operare dovrà aspettare la settimana prossima. Last summer, Palermo joined L'estate scorsa il Palermo si è unito al gruppo. Palermo è sinonimo di grande storia, grande eredità, grande regione, grande club. Contestualmente al nostro arrivo è stato promosso dalla Serie C alla Serie B. Il Palermo è una grande squadra, abbiamo molte aspirazioni per questo club, abbiamo un progetto per tutto quello che facciamo. Il Palermo si candida ufficialmente alla corsa per la promozione in Serie A. A rompere gli indugi ci ha pensato direttamente il presidente del Manchester City, Khaldoun Al-Mubarak, che nell'intervista di bilancio di fine stagione ha riservato uno spazio al Palermo. Palermo merita la Serie A, la sintesi della clip sul club rosanero. Mercato, Lucioni e Gondò sono i primi 2 rinforzi del Palermo. La società rosanera ha trovato l'accordo sia con l'esperto difensore, che il 25 settembre compirà 36 anni, sia con il Lecce, club proprietario del cartellino. L'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo, attesa a giorni, è fatta anche per Cédric Gondò, attaccante della Cremonese in prestito all'Ascoli nella scorsa stagione. Gondò si è allenato in palestra con addosso la maglia del Palermo e ha postato sui social le immagini, un indizio importante. Gondò sarebbe così il primo colpo offensivo del Palermo, ma non sarebbe l'ultimo. La dirigenza rosanero vuole rivoluzionare il reparto, che quest'anno è dipeso troppo dai gol, in tutto 17 di Brunori, poi nessuno ha segnato più di 4 gol. Il Palermo sta anche tentando il grande colpo, ovvero quello di arrivare a coda del Genoa, occhiolino strizzato al calciatore. Sul fronte cessioni si lavora alla partenza di Soleri. La Serie C è salva, ma adesso il futuro del Messina è tutto da decifrare. Il presidente Pietro Sciotto, contrariamente a quanto dichiarato nei giorni scorsi, ha iscritto la squadra al prossimo campionato di terza serie, versando oltre 1 milione di euro per il pagamento degli stipendi e dei contributi ai tesserati relativamente al trimestre marzo, aprile e maggio, 60.000 euro per la tassa di iscrizione e 350.000 euro per la fideiussione assicurativa a garanzia dei futuri esborsi. Completati i pagamenti, prima della scadenza il club ha redatto il documento conclusivo relativo ad una dichiarazione di natura fiscale. La regolarità degli incartamenti inviati sarà valutata dalla Covisoc martedì 27 giugno. Il silenzio e la riflessione degli ultimi giorni di Sciotto sono risultati decisivi rispetto alle sue dichiarazioni di voler cancellare il calcio professionistico a Messina e all'amarezza espressa per la contestazione ad oltranza dei tifosi.
Dopo l'iscrizione però Sciotto è chiamato a decidere in fretta il futuro del club, tenendo conto però che il rapporto con la città è definitivamente compromesso. Nella svolta di ieri può portare a nuovi equilibri. All'orizzonte ci sono due possibilità. La prima, la ripresa della trattativa con l'armatore piemontese Fabrizio Mannino. La seconda, ad una soluzione con Sciotto presidente, Antonio D'Arrigo direttore generale, Pippo Bonanno consigliere, Ezio Reciti in panchina e una squadra di giovani. Ma in questa seconda ipotesi si rischierebbe seriamente di vanificare quanto fatto ieri.